Benvenuti a questa nuova edizione di Fabi TG, appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dei bancari. Veneto Banca, Fabi e FIBA trovano l'intesa e ottengono 30 nuove assunzioni e la riapertura del fondo esuberi Algeri. Finalmente il dipendente torna ad avere un ruolo centrale. In Veneto Banca, Fabi e FIBA hanno chiuso un importante accordo per nuova occupazione e solidarietà difensiva. I dettagli nel servizio di Simona Sacconi. Vediamo. Fabi e FIBA dimostrano come l'unione faccia davvero la forza di un sindacato che nonostante il periodo riesce a portare a casa il risultato. È quanto successo in Veneto Banca, dove le due organizzazioni del primo tavolo sono riuscite a strappare all'azienda due importanti accordi, il protocollo per lo sviluppo sostenibile e l'accordo per la solidarietà difensiva. Nello specifico, da una parte si guarda al ricambio generazionale con 30 nuove assunzioni a partire dal 15 giugno, indirizzate a rafforzare le masse di manovra di tutte le aree. Dall'altra al riconoscimento dell'elevato contributo professionale dei lavoratori e al giusto equilibrio tra etica e business che dovranno guidare le attività, la crescita e lo sviluppo del gruppo. Per quanto riguarda la fruizione della solidarietà difensiva si tratta di circa 11.000 giornate nei prossimi 12 mesi, mentre nel 2015 è prevista la riapertura del fondo esuberi per i lavoratori rimasti esclusi dall'accordo del 2012. Altro argomento importante su cui i sindacati hanno puntato è quello della richiesta di un impegno per definire un'adeguata remunerazione all'incremento della redditività. Siamo convinti, ha commentato Giuseppe Algeri, coordinatore Fabi Gruppo Veneto Banca, che il giusto riconoscimento del lavoro sia fondamentale e che consenta di rafforzare il senso di appartenenza dei colleghi, alimentando significativamente la loro motivazione. Per quanto riguarda le nuove assunzioni, da tempo chiedevamo all'azienda di potenziare la rete, assumendo giovani colleghi, perché già adesso con gli organici al minimo è difficile coprire le emergenze. I nuovi assunti avranno un contratto a tempo determinato fino a fine anno, che il sindacato si è già dichiarato pronto a fare in modo che venga regolarizzato insieme a quello degli altri lavoratori precari che in Veneto Banca già ci lavorano. Grazie per l'attenzione e arrivederci, buona serata.